Allora, di cosa si occupa oggi? È martedì, solita riunione di giunta? No, oggi no. Oggi non ho la giunta, ho delle attività da fare, soprattutto andrò a trovare degli imprenditori che hanno delle aziende modello che mi hanno invitato, quindi farò un giro in queste aziende e poi il pomeriggio alle carte, perché abbiamo comunque carte e contratti da portare avanti anche per la sanità. Bene, sanità, speriamo insomma nei nostri buoni ospedali, no? Sempre un bel biglietto da visita, no? Quello dei nostri ospedali. Tra l'altro voglio anche annunciare che, adesso non mi ricordo la data, ma sarò anche in quel di Feltre per fare una posa della prima pietra, penso la volta di una decina di giorni. Sì. Continuiamo a investire, avete visto il grande investimento che abbiamo fatto sull'occhio bionico, siamo i primi in Italia a ridare luce a persone che non vedono più nulla. Sì, a me abbiamo ha parlato. fatto venire i brividi di sentire questa signora di 53 anni che finalmente riuscirò a vedere i miei figli. Sì. Una frase così non me la sarei mai aspettata. Ovvio che non riuscirò a vederli come li vede una persona normale, ma questa signora mi basta anche vedere la sagoma. Mamma mia. Una sagoma di luce. Voi pensate che speranza diamo ai nostri cittadini con l'occhio bionico? Sì. E poi i robot di chirurgia che abbiamo installato già in 2 ospedali e molte altre attività, insomma c'è un'eccellenza lenta che continua a crescere e vogliamo continuare a farla crescere. Va bene, grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie di nuovo.